Serie A New Energy. Si gioca la 28ª giornata della regular season di calcio a 5 e noi prima del match salutiamo il caro Vincenzo che purtroppo non c'è più. Si gioca Sandro Abate per Stoccer Avellino contro la L84. Suona l'inno della Serie A, circa 1000 spettatori, gremita la tribuna Terminio del Palasport Giacomo Del Mauro. Pasculli, Garofano, José, Garcia, Cuzzolino, Dan Rescia, Vidal, Raguso, Wellington, Fortini, Diaz, Schettino e Faid Yamul. La L84, mister Alfredo Paniccia, Parisi, Vitiello, Galletto, Ezio, Gherani, Ghi, Oselito, Di Luccio, Avellino, Arillo, Osian e Massimo Abate il capitano per i padroni di casa e maglia bianco-verde. Non c'è Wilde squalificato dopo il blitz di Genzano, espulso fuori classe. Sudamericano della Sandro Abate, foto di rito, L84, maglia bellissima, quella del portiere, gialla e blu. Invece la Sandro Abate gioca in maglia bianco-verde. Arillo abbraccia il suo figlio, la sua via Nicole. Ugo, anche Galletto porta in tribuna la piccolina. Foto di rito per entrambe le squadre. Maglia nero-verde per la L84, classica maglia della squadra di Paniccia, roster molto forte che precede in classifica i lupi del futsal. Adesso anche la Sandro Abate, foto per lei. Sono 4 i punti di vantaggio dei piemontesi sui lupi. Dirige il match Zanfino di Agropoli, poi di Mundo di Molfetta il secondo arbitro e Di Bari, Saverio Carone il cronometrista. Amici di Futsal TV, siamo anche su Sky Sport, sulla pagina YouTube del canale sportivo più famoso al mondo. In tribuna anche Antonio Guerriero. Sta per partire il match. Sandro Abate, L84 Torino, capitano Massimo Abate che dà il calcio d'inizio alla panoramica della tribuna Terminio, gremita in ogni ordine di posto. Serie A futsal di calcio a 5, è iniziata la partita, palla ad Avellino, poi Arillo, anche i striscioni, le bandiere per la Sandro Abate tribuna oggi. Bellissimo il colpo d'occhio del Palasport. Arillo, Ugherani va subito per Arillo, Arillo può calciare, lo fa, defilato, applausi del pubblico, parte forte la Sandro, caccia del gol dell'1-0, la rimessa però è ancora per gli Irpini, la va a battere Lucio Avellino. Palla a Ugherani, Arillo, ancora Avellino, Abate, scavetto per Avellino, palla Ugherani, Arillo, Avellino ha provato l'imbucata, chiuso. Primo piano di Futsal TV per Attilio Arillo. Sandro Abate, L84, palla a Parisi per Abate, lo stop, molto bello di petto del capitano che sembra gasatissimo. Palla Ugherani per Arillo, perde il controllo della palla, ne approfitta subito Vidal. Si va dal numero 80 Raguso, anzi no, preferisce tenerla José Antonio. Palla a Pasculli, lancio lungo per tutti, palla sul fondo. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono in diretta su Sky Sport. Palla a Parisi, a cercare Arillo, Arillo la domestica con la suola, ancora l'attaccante napoletano, si gira con una finta bellissima sul sinistro, la palla contratta, sarà calcio d'angolo per i lupi del calcio a 5.
Partito subito Avellino, ha sprombattuto, il capitano Lucio va a battere il calcio d'angolo. Arillo chiama schema, mister Basile in panchina, circa 1000 spettatori. Con la palla fuori Ugherani, prova il sinistro contratto da José Antonio Garcia, rimessa laterale, applausi del pubblico irpino che sostiene la squadra di casa. Oggi è davvero corso in massa al Palasport di Corrado Zoccolari, palla da Abate, Avellino, il destro di poco sul fondo, applausi. Sprombattuto per la squadra di casa, mentre adesso va a rimettere in gioco la L84 con Wellington. Palla dentro, bravo Abate, ancora Wellington, palla che non viene però addomesticata da José Antonio Garcia. Siamo al secondo minuto di gioco, palla ad Arillo, si sgasa Arillo sul destro, la palla dentro per Avellino. L'idea era precisa, poi resta a terra il capitano perché ha preso un colpo fortuito con José Antonio Garcia Gonzalez. Lo andiamo a rivedere al replay, anzi era il numero Vidal, tocco però fortuito, involontario del numero 20 in maglia nero-verde, quindi la rimessa è ancora in favore dei padroni di casa. Sandro Abate, L84. 28esima giornata Serie A di calcio a 5, siamo in diretta anche su Sky Sport oltre che Futsal TV, dunque per il big match della Serie A New Energy che stiamo commentando in diretta dal Palla del Mauro di Avellino. Tanto gioco fermo perché Avellino è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dentro Galletto. Fuori Avellino per scopi precauzionali, ancora Massimo Abate sul pallone, davvero bellissimo, ripetiamo il colpo d'occhio del Palla del Mauro questa sera. Palla ad Arillo, di testa, la palla per Ugherani, prova il destro, ancora calcio d'angolo, ci ha messo una pezza l'estremo difensore piemontese per disinnescare il destro di Gabriele Ugherani, non è il suo piede, si vede, ancora Avellino. Palla dentro per Ugherani, il sinistro, la grande parata, ancora Avellino, poi si salva l'84 che avanza a cercare Wellington, palla troppo lunga, Parisi può rimetterla in gioco per Attilio Arillo, va Attilio, poi palla a Gabriele Ugherani, scivola Ugherani, occhio all'84 Wellington, puntata, palla sul fondo, primo squillo anche per l'84 che ha provato la puntata sull'errore in disimpegno di Ugherani. La squadra di Paniccia ha provato a rendersi pericolosa, fa buona guardia però Parisi, palla ad Arillo, Arillo mezzo a due, non supera però Coco Wellington, ancora Abate, Lucio Avellino, palla Ugherani, il tacco che non trova nessuno, trova ancora Raguso, si va dal portiere dell'84 che però calibra male il passaggio per i suoi compagni. Si scadono già 4 elementi della panchina piemontese, anche 3 da Sandro Abate, Osian e Ghi su tutti, il Toro, Guglielmo Ghi, tornato a bersaglio a Genzano, ancora Abate, provato lo schema con Avellino. Si prosegue, siamo al terzo di gioco, sempre 0-0 a Palla del Mauro tra Sandro Abate e Avellino ed L'84 Torino. Tanto Lucio Avellino saluta anche i bambini. Palla dentro verso Attilio Arillo, ci mette il piede Coco Wellington, palla a Raguso, ancora lui, si sgancia l'84, Paniccia finalmente vede i suoi mettere il naso avanti, numero 20 che è Vidal, occhio alla fila di Wellington, calcio d'angolo, che finta aveva fatto Coco Wellington. Palla dentro, Abate deve però spazzarla, perde palla, poi la recupera Abate, il capitano, costo costo del capitano, prova la puntata e procura una rimessa laterale, ci sembra in forma il capitano questa sera. C'è in palio un po' sono i playoff in questa partita tra Sandro Abate ed L'84.
Palla per Arillo, Arillo, il palo della Sandro Abate, Avellino alto, il palo ferma la Sandro Abate, Attilio Arillo. Andiamo a rivedere la giocata, il palo ferma Arillo, poi il cioccolatino di Ugherani per Avellino che con il piatto ha sparato alle stelle. Prima grande chance dopo 3 minuti per la Sandro Abate, targata Attilio Arillo. Vediamo la controffensiva dell'84 con Wellington. Palla dentro per Raguso, Parisi ci mette il piedone, quindi laterale, va Pasculli, Marco Pasculli, palla Vidal, ancora Coco Wellington, il pressing di Avellino, sta spendendo troppo però già la scuola di Basile dal punto di vista dell'atletismo. E il palo ha fermato purtroppo la scuola di casa. Arillo prova il numero su Coco Wellington, però non va, pronto intanto a entrare Cuzzolino per la L84. Non è soltanto lui a scendere in campo, anche Fortini tra poco. Vediamo chi uscirà. Intanto è uscito il capitano Abate, dentro Galletto per la Sandro. Ugherani, palla da Attilio Arillo, va da Galletto, i due partenopei, poi Ugherani, palla dentro per Arillo, capisce tutto però Wellington, e questo è un 2 contro 3 pericoloso, grande la finta di Wellington, la palla lì e la L84 passa in vantaggio. Alla prima grande chance, passano gli ospiti. E ci ha pensato D'Arresca, Maximiliano D'Arresca, ha trovato il pertugio giusto e ha battuto Parisi. Passano in vantaggio gli ospiti 1-0. Adesso vediamo se la Sandro Abate riuscirà subito a riprendersi, tanto dentro il numero 17 Cuzzolino. Arillo, non c'è fallo qui di Maximiliano, ha trovato un gran gol la L84 che è passata in vantaggio qualche istante fa. Alla prima grande occasione. Ancora Cuzzolino, palla dentro, Ugherani con qualche difficoltà, va da Parisi, poi Galletto, può puntare l'avversario, Galletto lo punta, le finte, il sinistro! Calcio d'angolo, però la Sandro Abate sta creando tanto, è passata in svantaggio, doppio passo di Galletto, il sinistro per poco, palla dentro di Avellino che chiama schema, palla dentro ancora per Galletto, si coordina alto, la Sandro Abate si fa preferire per il gioco, però a passare in vantaggio sono stati i torinesi con Maximiliano. La qualità del roster di Paniccia però è importante, è l'84 che è la terza forza del campionato, dietro all'Olympus e a Napoli che ha vinto la Coppa Italia. Palla ancora verso Cuzzolino, non passa però Cuzzolino, la rimessa è di Avellino. 15:29 da giocare, Sandro Abate 0, L84 1, gol di Maximiliano dopo 2 minuti e mezzo, 3 minuti e mezzo. Ugherani, la Sandro Abate prova molto il tiro dalla distanza, dentro Osian, intanto pure Attilio Arillo, dentro anche il sardo Ezzi per Ugherani. Amici di Sky Sport, è passare in vantaggio la L84. Palla dentro Parisi, bicicletta per lui, palla alle stelle. Peccato perché la Sandro Abate aveva approcciato bene il match per poi subire il gol a sorpresa della squadra ospite. Pascul. Cuzzolino, non c'è un attimo di tregua in questo inizio di partita. Osian deve proteggere la rimessa, lo fa molto bene il calciatore sloveno della Sandro Abate, anche lui in gol nel colpo grosso di Genzano. Ezzi, Avellino va da Galletto, Ezzi, ancora Ezzi, può puntare Cuzzolino, Ezzi, il tiro, bravo Pasculi col piede, poi Osian sul sinistro, Osian, angolo, la Sandro Abate però sta giocando davvero un buon match, una buona intensità, ha avuto almeno 3 chance per andare in gol, però bravo Pasculli, bravo Cuzzolino,
bravi tutti i giocatori della L84 a fare scudo. 5 minuti sono scappati via, 0-1. Palla dentro, oh, che parata di Pascullo su Galletto, un miracolo, una prodezza. Ancora Avellino, la palla resta lì, tocco di mano forse del giocatore del Torino, non sanzionato. Dentro intanto subito Diaz per gli ospiti. Qui c'era un tocco di mano, a mio avviso, non ravvisato dalla terna arbitrale. Poi ancora da Ezzi, c'è fallo qui di Cuzzolino, primo fallo del match. Scambi di cortesie, gara accesa al Del Mauro, 0-1. Tanto continua ad arrivare il pubblico stasera. Ancora Osian, punta Cuzzolino, non lo supera, bravo Cuzzolino, non gli concede nulla. Osian, palla per Ezzi, Ezzi la perde e rischia qualcosa qui Lorenzo Ezzi, giocatore dalla Sardegna. Palla, intanto il numero 5 Maximiano è andato in gol, poi la L84 però non trova il bandolo della matassa, ma ha trovato un gol pesantissimo qualche minuto fa, che sta decidendo al momento la contesa. Osian sul destro, sul plus, Osian, il tacco, Osian, palo, il palo della Sandro Abate e sono due, ma che parata ha fatto Pasculli, il palo ancora, incredibile. Palla ancora Osian, palla colpisce Ezzi, che sfortuna la Sandro Abate, il palo nega la gioia del gol agli avellinesi già 2 volte, prima quello colpito da Rillo, poi quello da Osian, però in entrambi i casi Pasculli è stato fenomenale. Cuzzolino, la palla scappa via, occhio a Diaz che aveva anticipato Parisi, qui forse poteva starci il fallo, lo vado a rivedere subito al replay di Futsal TV, se c'è, forse poteva starci qui il fallo, non lo so, forse poteva starci il fallo. Intanto siamo dall'altra parte, Ezzi, intanto è entrato il Toroghi in campo, fuori Lucio Avellino, mossa a sorpresa di Piero Basile. Cuzzolino sul pallone, uno dei top player della L84, ancora numero 17, però adesso rischia qualcosa dal pressing, esce molto bene la squadra di casa. Occhio all'L84 che raddoppia, 2-0, contropiede magistrale degli ospiti che fanno 2-0, incredibile, orchestrato da Fortini e poi chiuso molto bene dagli ospiti. 2-0 e adesso si fa dura per gli irpini. La Sandro Abate costruisce, la L confeziona e porta a casa il 2-0. Incredibile. Galletto, palla per Osian contro tutti, bravo Maximiliano. Cuzzolino, dentro, Attilio Arillo tra poco, Osian, Ezzi, Attilio Arillo che guida i suoi, palla a Galletto, ancora da Ezzi, va da Osian, prova lo spunto adesso la Sandro Abate, ancora il giocatore sloveno, palla da Ezzi, palla dentro, Galletto, ancora Ezzi in qualche modo, ancora Osian, era rischiosa la mossa di togliere Avellino, la Sandro Abate Pacadazio, il Toro, Ghi sul destro, che parata di Pasculli, il Toro Ghi ha creato i presupposti per far male all'L84, si è costruito un tiro molto buono
però non ha trovato il bersaglio. 0-2 quando mancano 12:45 al termine del primo tempo. Il pubblico rumoreggia. Palla dentro, Ezzi, anzi Arillo, sarà calcio d'angolo per i lupi. Tanti bambini al palazzetto dello sport. Purtroppo però Avellino è sotto di 2 reti in casa, anche se sta giocando una grandissima partita, però a sfruttare le occasioni sono stati gli ospiti. Palla dentro, Corarillo, Osian, fuori. Palla a Diaz, ancora Diaz sul sinistro, Diaz all'andata le squadre pareggiarono in Piemonte, adesso l'Avellino invece è sotto, purtroppo. Palla verso Ghi, c'è voglia di fare bene, però la frenesia può giocare brutti scherzi. Adesso dentro numero 11 Fahid per la L84, Maximiliano, palla dentro Avellino, perde palla subito la L84, che è uno squadrone, ragazzi, è uno squadrone. Sconsolato in tribuna Piero Basile, intanto il coach degli Irpini. Siamo giunti all'8° minuto di gioco, all'8°. Serve un gol adesso alla Sandro, entra intanto numero 80 Raguso, Arillo, Osian, Avellino per il Toro, Ghi, palla Osian, Avellino, Ghi, ancora Lucio, Ghi, lo apparecchia, la botta di Ghi fuori. Ancora la L84 che prova un'offensiva, buono l'asse Wellington, Maximiliano. Andiamo a rivedere il replay, il destro di Ghi, un po' il suo marchio di fabbrica. Avellino, palla dentro ad Arillo per Ghi, Pasculli fa buona guardia, buon portiere questo Marco Pasculli, almeno 2 paratissime per lui già. Avellino forse subisce fallo, anzi no. Rimessa laterale per gli ospiti, palla dentro, ancora Wellington, palla dentro Wellington, poi perde il contatto con la sfera. Mancano 11 minuti e 15 al termine del primo tempo. Palla per Ghi, sul destro, va dietro da Avellino, poi Ugherani che torna in campo per Ezzi, ancora Guillermo Ghi, il Toro, palla Ugherani, ancora Arillo, palla per Avellino, per Ghi, il Toro, la parata di Pasculli, incredibile, le prende tutte stasera. Le prende tutte stasera Pasculli. Incredibile. Almeno il terzo miracolo di Pasculli che nega la gioia del gol alla Sandro Abate. Vorrei festeggiare insieme al mio pubblico un gol. Arillo si accende, Arillo, palla Ghi, si gira Ghi, angolo, incredibile. Vorrei festeggiare un gol con il pubblico di Avellino che sta caricando la squadra anche sui social. Avellino, palla dentro, la carambola, dato Ugherani chiama il pubblico, la squadra sale il grido lupi al Palasport Giacomo Del Mauro, anche perché sta giocando bene la squadra irpina, però è sotto di 2 reti Pasculli.
serve un gol per rianimare il match. Dentro il capitano Abate di nuovo, perde palla subito dopo un rimpallo, palla adesso a José Antonio, ancora José Antonio, Wellington, Arillo, Abate, Ugherani, ancora Abate, non c'è fallo su Abate, occhio a Wellington, Wellington è l'84 pericolosa, c'è giallo per Abate, brutto fallo qui. Occhio che si accende una mischia. Si accende un parapiglia. Panchina Nicola Sperrotta, Basile squalificato. Intanto si accende una piccola baruffa sotto la nostra postazione. Tanto c'è un calcio di evoluzione pericolosissimo per gli ospiti. Fallo di Abate, anche ammonito. Gol di Rescia. Maximiliano da Rescia, sì, ha sbloccato il match. E poi il 2-0 è arrivato intorno all'11° minuto. Però ne mancano 10 quasi, punizione pericolosissima per gli ospiti che andiamo a commentarla. 0-2. Va Wellington, schema con Cuzzolino, la palla dentro, Parisi, miracolo! Il miracolo di Parisi che dice no alla L84. Tanto entra di nuovo Raguso, eccolo qui, fuori Cuzzolino, perde palla, la Sandro Abate deve però fare un gol, deve rianimare questo match. Anche lei, forze dell'ordine. Arillo, qui c'era fallo, anzi no. Si accendono gli animi, ma siamo sullo 0-2 purtroppo per Avellino. Ancora Arillo, palla per Arillo, bravo di testa, rischiando qualcosa a Coco Wellington. Ancora l'84, la palla è fuori. Arillo, serve una sua magia alla Sandro Abate. Arillo, va via Arillo, va via Arillo, ancora Pascullo, gli dice di no Pasculli, grande parata di Pasculli. Sandro Abate però stasera sta creando tantissime occasioni, non riesce però a segnare. Vediamo qui il rimpallo che ha favorito Arillo, poi la puntata, il petto. Arillo, Ugherani, ancora Arillo, dentro Cuzzolino, fuori Coco Wellington, deve buttare qui Avellino perché altrimenti il pressing si fa intenso. La palla ancora al numero 17 in maglia nero-verde, palla dentro, fermata l'offensiva piemontese. Abate, Ugherani, Arillo, Avellino e Parisi, quintetto dei lupi. Adesso prova ancora Cuzzolino, però l'84 trova un varco importante. Occhio Parisi. Arillo, Ugherani, prova la finezza Ugherani, però non serve adesso la finezza, serve il cinismo. Arillo non trova l'attimo fuggente. Chiedo scusa. Calcio a 5 ragazzi, è uno sport velocissimo, da cronisti dobbiamo rimanere sul pezzo, altrimenti perdiamo le occasioni. Tanto pronti a entrare Osian e Galletto. Arillo, Ugherani, Abate,
perde palla, Abate, occhio, non ne approfitta l'84, incredibile. Arillo, Ugherani verso Pasculli, e adesso può rifiatare l'84 che dopo un inizio in sordina sta facendo la partita. Occhio Arillo, Arillo, palla a Ugherani, ancora contratto, c'è angolo però, c'è angolo per i lupi. Dentro Oselito. Siamo su Sky Sport, canale YouTube in diretta, e Sky Sport 251. Occhio la palla per l'84. Parisi ci mette il corpo. Siamo in diretta su Sky Sport, sul canale YouTube di Sky Sport, sempre 0-2. Siamo al 7° minuto, cioè mancano 7 minuti e 36 secondi. Avellino 0, Torino 2. Si soffre al Del Mauro, il pubblico prova ad incitare adesso la squadra irpina. Palla dentro. Ugherani ci mette il piede, la palla non esce. Poi Ezzi di testa, la salva Pasculli. Che giocata di Raguso, davvero molto bella. Poi sbaglia tutto il portiere della L84. La Sandra Abate sotto di 2 gol, serve almeno un gol per rianimare questa partita, perché i 1000 del Palla del Mauro questa sera non meritano la sconfitta. Palla ancora Osian, in qualche maniera Pasculli, bravo. Poi Raguso non arpiona la sfera. Pasculli però autore almeno di 3 interventi clamorosi. Palla su Osian, Oselito, palla Osian. Oh, che giocata Raguso, però perde palla, ancora Osian, palla Ezzi. Vorrei commentare un gol insieme al pubblico, però la Sandra Abate dopo un bell'inizio, dopo 2 pali colpiti, non è riuscita a scardinare la porta di Pasculli. Intanto entra Diaz di nuovo per la L84, si riposa un po' Vidal. Pronti a entrare anche Galletto, fuori Osian. Finalmente si può giocare, gesto di sportività. Palla dentro però che scivola in tribuna, e siamo dunque a 6:47 al termine del primo tempo. 0 Sandro Abate, 2 L84. Palla Diaz, Ezzi, Osian, recupera Avellino, Osian sul destro, Osian, Pasculli. Parisi, spaccata, però non cambia il punteggio. Un grande Pasculli sta negando alla Sandro Abate la gioia del gol. Ezzi, Avellino, ancora Ezzi, Cuzzolino lo ferma, la rimessa è della L84. Osian, Ezzi, ancora Avellino, palla Osian, attacca lo sloveno, palla Ezzi, la trattiene Ezzi con una magia. Poi la puntata addirittura di Diaz da centrocampo. La Sandro non riesce però adesso a trovare gli sbocchi giusti, prova a entrare di nuovo il Toro Ghi. 5:54. Palla Oselito, ancora Osian,
Oselito, tanto anche Antonio Guerriero al pala del Mauro, l'ex stella del Mercogliano Calcio. Occhio Ezzi, palla dentro, la palla però già era uscita. Adesso però la L84 non sta soffrendo quasi nulla. La Sandro Abate non riesce a trovare il bandolo della matassa, il varco giusto, il punto dell'1-2. Palla dentro, che stop, qui aveva fatto Diaz. Tanto Arillo, palla dentro, Oselito, Nicolas Perrotta in panchina, palla dentro per Arillo, Arillo prova a girarsi, Osian sul sinistro, Osian scivola. Serve un po' di pressing adesso ai lupi. Oselito, Osian ruba palla, Osian, palla ad Arillo, Arillo punta Cuzzolino, Arillo, palla per Avellino, ancora Arillo, palla Osian sul sinistro, Osian, provato la finezza Osian, però la Sandro Abate con calma cerca di imbastire adesso una manovra offensiva importante. Ancora Avellino, palla dentro, capisce tutto però Fortini, autore dell'assist del 2-0. Palla da Avellino, palla dentro per Arillo, Arillo, la cicca Arillo, poteva essere questa una chance giusta. Il time out intanto richiesto dalla Sandro Abate, piccolo spot anche per noi, peccato perché era una bella chance questa per Tevio Arillo, però sta giocando con il cuore la sua di casa, sta meritando forse qualcosa in più, però il punteggio, il tabelluto elettronico recita Sandro Abate 0, L84 2. Pubblico delle grandi occasioni dell'impianto di Contadina Zoccolari. La sirena ha suonato, ritorna in campo. Quindi si ripartirà con gli ospiti, con Cuzzolino in possesso palla, perso forse il contatto con la palla. Avellino prova subito il forcing, palla dentro, Pasculli in decisione, palla Osian, guarda la transizione, Avellino, Pasculli ci mette il piede, non ne entra una questa sera. Ancora Avellino, poi perde palla Cuzzolino, sbaglia però qui Parisi e c'è il gol, il tris della L84, incredibile. La chiude Diaz. Incredibile. 3-0 per gli ospiti. La Sandro Abate gioca, la L84 trasforma in oro le occasioni. Incredibile. Che peccato, amici che ci seguite anche sui social. Avellino è sotto di 3 reti immeritatamente, però bisogna dirlo, perché un grande Pasculli e una cinica L84 stanno umiliando gli irpini oltremodo. Vediamo se ci sarà una reazione d'orgoglio adesso dei lupi. Manca un tempo, manca un'eternità, però troppo 3-0 è pesante. Siamo su Sky Sport,
canale YouTube diretta. Arillo, ho voglia di esultare, forza. Arillo, non passa neanche questa sera. Sandro Abate bella a metà, sprecona in attacco, capricciosa in difesa. Palla dentro, bravo Paniccia. La L84 conferma il suo buon momento di forma. Occhio ad Arillo, Arillo non passa, cade anche rovinosamente a terra Arillo. 3-0, pesante, pesante, pesantissimo. Peccato perché questo colpo d'occhio stasera non merita una sconfitta del genere. Si spera che la ripresa possa regalare qualche guizzo in più e magari un gol con gli amici che ci seguono sulle piattaforme streaming. Palla su Sky Sport e su Futsal TV. Palla al secondo allenatore Perrotta in panchina. Ringraziamo anche l'ufficio stampa della Sandro Abate con Gigi Ermetto e Carlotta Rossi. Ancora Arillo, palla dentro però spreca tutto al numero 23. Palla a Cuzzolino, Wellington. 2:46 al termine del primo tempo. Avellino 0, Torino 3. Avellino, Ghi, Pasculli. E l'84 che nelle ultime uscite non ha brillato e stasera però sta facendo una partita clamorosa contro i Lupi. Non bisogna sfiduciarsi, bisogna trovare il gol dell'1-3. Arillo, Avellino, palla dentro, la perde però, la perde. Occhio a Raguso. Sul velluto adesso la L84. Nessuno si aspettava 1-0-3 dopo 7 minuti e 42 secondi, però il tabellone non ha pietà. Pasculli, palla Arillo, Arillo commette fallo, secondo per la Sandro Abate, ne ha commesso uno soltanto la L84, che ci sembra una squadra ormai che gioca di rimessa, si accontenta. Beh, 0-3 davvero pesantissimo, pesantissimo. Intanto c'è anche chi impreca in tribuna al nostro fianco e ne ha ben due. Palla dentro, tanto Galletto adesso prova la Sandro a venire fuori. Avellino però chiude tutti i varchi la squadra nero-verde, non si passa. Galletto, Ugherani, palla dentro per Avellino, Avellino può metterla in mezzo, Avellino, calcio d'angolo, questa può essere una buona chance per i Lupi, vediamola, seguiamola. Palla dentro, palo, il palo, ancora il palo che salva la L84, il terzo palo, incredibile, il terzo palo della Sandro Abate. Questa porta stasera è stregata, lo ha colpito Ugherani, incredibile, tre pali della Sandro Abate, e questo è il segnale che questa partita non deve andare per i Lupi per il verso giusto. È sempre lo stesso palo alla sinistra di Pasculli, incredibile.
Ugherani, Ugherani, Ugherani! Brivido. Incredibile, incredibile, incredibile davvero. Una partita questa dai 1000 risvolti, 3 pali colpiti da Sandro Abate, 3 miracoli di Pasculli, 3-0 Torino. È la partita del 3. Ancora Arillo. Ugherani. Per Arillo. Prova la giocata, Pasculli protegge il risultato, manca un minuto alla fine del primo tempo che vede Torino legittimare un vantaggio importante, costruito nella maniera più giusta possibile, però i 3 pali della Sandro Abate gridano vendetta. Palla dentro, Ugherani, Avellino, Arillo, 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 sul destro, tutto chiuso, Ugherani, ancora Arillo, Arillo, 40 secondi alla fine del primo tempo, Arillo prova l'ultima offensiva alla Sandro, ancora Attilio Arillo, palla Ugherani, Avellino, ancora Arillo, Avellino, ancora Arillo, in mezzo a 2 non passa, bravo Cuzzolino, chiude tutto. Poi che giocata qui di Cuzzolino, occhio, l'84, Parisi, miracolo, a 7 secondi dalla fine, il miracolo di Parisi. Ci mette il piede Parisi. Cuzzolino, vediamo se l'84 vuole fare un'azione, anzi no, la tiene lì con Pasculli e finisce qui il primo tempo. Sandro Abate 0, L84 3. Mattatore, Maximilian D'Arrescia e Dias che chiudono la prima frazione sul 3-0 e piccolo break per noi di Fuzza TV e Sky Sport. A risentirci tra poco per la ripresa di Sandro Abate L84. Secondo tempo che sta per iniziare al Pala del Mauro, 0-3. Per la L84, 2 gol per Rescia. Tanto saluto anche tutti i commenti che stanno arrivando sul canale di Sky Sport di YouTube. Saluto tutti i tifosi che stanno seguendo questa partita e che hanno commentato il gol, l'ha segnato Dan Rescia, però io sulla distinta c'ho Maximiliano e dunque ho pronunciato così, però ringrazio chi mi ha corretto. Il secondo tempo è iniziato, L84 il possesso del pallone. Palla ancora verso Wellington, subito Avellino, va Ugherani, rischia qualcosa Ugherani, poi ancora Lucio, il rimpallo stava favorendo Vidal, palla sul fondo, brivido. Palla per Arillo, però è out. Non ci sembra che abbia approcciato con il piglio giusto la squadra irpina questo secondo tempo. Speriamo che possa però accendere il match, anche se la L84 è davvero forte. Palla al numero 10 José Antonio Garcia, palla dentro, spreca tutto, tanto anche Comella in tribuna. Palla Ugherani, dentro per Arillo, Arillo prova a girarsi, Arillo messo giù, c'è fallo, quindi punizione per la Sandro Abate, è giallo anche, fuori Abate, dentro Selito.
anche la Scandone presente con Luigi Genovese, club manager, Marco Trasente, il patron della squadra di Avellino. Palla spicchi, punizione a 2, Arillo e Avellino sul pallone, prova Arillo, il tiro, traversa, incredibile, stregata stasera è stregata la porta della Sandro Abate, trema ancora in linea, palla dentro, ancora L84, buono il pressing di Abate, prova adesso a suonare la carica il capitano biancoverde, si va da Arillo, Attilio, Avellino, palla dentro, palla per Ugherani, dai vai, ancora Ugherani, poi controlla la sfera José Antonio Garcia, González Hocico e siamo sempre 3-0. Palla Abate, prova un po' di pressing, però esce benissimo dall'84 e poi Dan Rescia, i pugni di Parisi, poi Ugherani in qualche modo, Avellino prova subito adesso a rispondere alla squadra di casa, palla dentro per Arillo, non aggancia il numero 23. La rimessa è per la squadra ospite, bella la cornice di pubblico, al Del Mauro stasera, ancora molto bravo il numero 20 Vidal, palla dentro Arillo, Ugherani, palla ancora domesticata molto bene da José Antonio Garcia, poi va via da Abate, strappo, palla molto bene l'84, può chiuderla e la chiude Pablo Vidal, 4-0. E ormai i giochi sono quasi fatti. 4-0, serve un miracolo sportivo adesso alla squadra di casa. Una disfatta Ugherani, palla dentro Attilio Arillo, va via, perde palla Abate, poi Cuzzolino, c'è fallo, contatto Arillo, si rialza adesso José Antonio Garcia, uno dei giocatori più forti dell'84. Ancora Osico, lascia a Cuzzolino l'incombenza della punizione, lo schema Avellino, Abate, tutto solo Abate, poi però si fa male Abate, incredibile. Ginocchio sinistro per Abate, speriamo non sia nulla di grave, entra lo staff sanitario.
Speriamo non sia nulla di grave per il capitano. Capannello di uomini, gli applausi scroscianti del padre del Mauro per il capitano Abate che deve lasciare il campo. Altra tegola per i lupi. Siamo sul 4-0 però per la L84. Portato in braccio il capitano. Immagini che parlano da sole. Capitano Abate si è infortunato al ginocchio, ha lasciato il campo. 4-0 L84, si riparte. Palla ancora a Cuzzolino, Avellino, poi Arillo in mezzo a due, Arillo. Ancora Avellino, però merita il gol da Sandro Abate per quello che sta facendo. Ancora Galletto, si rifugia Diaz in volo laterale. Un gol per tutti i tifosi che sono giunti a Del Mauro stasera. Palla dentro Avellino, tocco di mano Ugherani, palla dentro, che palla ha entrato Diaz, ha provato la giocata. Rimesse per la L84, mancano 16 e 54 alla fine della partita. Sandro Abate che sta giocando con il cuore adesso. Palla per Cuzzolino, Parisic, palla dentro Galletto, palla ancora per Cuzzolino, si ferma Cuzzolino, ragiona su, ancora Cuzzolino, scarica il sinistro, anzi no, palla da Rescia, Parisi si distende e blocca tutto, poi palla Galletto per Arillo, prova ad infiammarsi, Arillo, non c'è spazio, ancora Galletto, va da Avellino, ancora Attilio Arillo, tanto stanno medicando Massimo Abate, ancora si va da Attilio Arillo, palla dentro, palla ancora ad Attilio Arillo, c'è fallo qui, anzi no, incredibile, chiamato in un secondo momento il fallo per Attilio Arillo. 16:02 da giocare, Sandro Abate 0, L84 Torino 4. Piove sul bagnato. Ciao a tutti. Punizione, prova adesso Avellino, un nuovo schema, può succedere tutto nel futsal, però 4 gol sono tanti da recuperare. Palla per Arillo, alto. E stasera proprio non ne vuol sapere di entrare il pallone. Pasculli, dai, Lucio Avellino ai suoi, intanto auguriamo una pronta guarigione subito a Massimo Abate perché ha caricato la squadra, è entrato bene in partita, si è gasato, si è illuminato stasera quando ha visto questo pubblico. Palla ancora a Arillo, palla dentro per Avellino, va da Ugherani, palla ancora ad Osian, che è entrato in partita di nuovo Osian, palla dentro, Pasculli la tiene lì.
poi Cuzzolino va via molto bene Cuzzolino, poi però Cincischia per recuperare la palla, un gol per ogni 2 minuti e si può pareggiare, ma è fantacalcio. Palla a Cuzzolino, numero finezza di Cuzzolino, che palla per Raguso. La L84 sta mostrando tutto il potenziale. Sandro Abate, L84. Serie A Futsal New Energy, 28esima giornata, -2 alla fine della regular season, poi playoff qualora la Sandro però riuscisse ad entrarci. È dura dopo questa sconfitta. Palla a Cuzzolino che non risparmia nulla, poi altra finezza per lui. Di Luccio non è entrato in partita stasera, non ce lo aspettavamo, anche lui ha caricato la squadra prima della partita. Palla dentro, Sandro Abate prova adesso a piccoli passi a venire fuori. 15 minuti alla fine della partita, sempre 4-0 per L84. Avellino, ma non si sposta di un centimetro la squadra del Pina. Palla a Galletto, Avellino, palla a Ghi, ancora Ghi, bravo Pasculli. Osian gliela soffia, Ghi si la apparecchia il destro, Ghi, palla a Galletto, traversa, è la quarta, è la quinta stasera, incredibile. Palla a Osian, la traversa è la quinta, ragazzi, quinta traversa della Sandro Abate, incredibile. Palla per Galletto, alto, quinta traversa stasera, quinto legno della Sandro Abate. Se non è sfortuna questa non so che cos'è. Incredibile. Galletto, palla Avellino, Ghi, la palla per Ghi, ancora Ghi sul sinistro, Ghi cerca di fare tutto da solo Ghi, però non trova il varco giusto e dunque sempre 4-0. Però un gol lo merita questa Sandro. Palla dentro Avellino, il break di Lucio, Avellino, angolo. Almeno c'è il cuore, c'è la grinta, c'è. Palla dentro Osian, ormai prova tutte le salse Avellino di impensierire la squadra ospite, però non ci riesce. 4-0. Osian, Galletto, perde palla Galletto. 13:44 da giocare, ormai l'impresa sembra impossibile, mission impossible per la Sandro. 5 legni, tante chance sprecate per i lupi. Adesso però perdono palla, Avellino le conquista, ancora Lucio, palla per Ghi, oh, incredibile, la palla questa sera non vuole entrare. Che sfortuna stasera la Sandro Abate, questa sera è sfortunato, incredibile. Stavo per esultare, ma la palla parata da Pasculli, che partita. L'anno scorso grande protagonista anche per Eboli contro i lupi. Sembra che quando gioca contro Avellino trova quel quid in più.
occhio a Lucio, palla ad Arillo, Arillo, angolo. 12:39 alla fine della partita, 12:59, chiedo scusa, sempre 4-0, però ai punti la Sandro Abate forse meriterebbe qualcosa in più. Ai punti, però con i punti non si vince. Palla dentro, Osian, Avellino, forse poteva calciare, Arillo, palla a... che parata di Parisi che blocca Fortini. Anche nell'84 però ha costruito occasioni clamorose per passare al quinto gol. Si va da Osian sul sinistro, Osian, la palla dentro, Arillo, la palla resta lì, non c'è rigore, protesta il pubblico di casa, palla ancora per Fortini, la palla dall'altra parte, Raguso non la chiude l'84, poi Avellino prova adesso una sortita, palla a Ghi, Osian perde palla, occhio, Parisi dice di no a Vidal, non c'è un attimo di respiro adesso, sempre 4-0 per la L84, siamo al ottavo minuto della ripresa, ormai però i giochi sono quasi fatti. Avellino meriterebbe un gol della bandiera, mentre l'84 deve legittimare il 4-0, lo sta facendo alla grande. Palla dentro, ancora la L84 che cerca la sortita, palla ancora verso Diaz, Ghi, break dei lupi, prova a venire fuori adesso la Sandro Abate, Arillo, va via Arillo, non c'è il calcio d'angolo perché Pasculli fa buona guardia e rimette subito in gioco, però l'84 nello stretto gioca davvero molto bene. Avellino perde palla, oggi al 2 contro 3, la palla verso Diaz, fermato, non c'è un attimo di respiro. Palla ancora agli ospiti, José Antonio Garcia, la palla resta lì, poi bravo Arillo, dentro anche Faid Yamul per gli ospiti, Ugherani, eccolo qui Faid, calcio d'angolo, il giovanissimo Faid. Prossimo turno si va a Cosenza, la Sandro Abate. Siamo in diretta su Sky Sport YouTube, oggi partita streaming gratuito per tutti, la palla dentro, spreca poi Pasculli, può tenerla nell'area di rigore, può bloccarla e può far ragionare l'84, mancano 11 minuti alla fine delle ostilità. Parisi, palla per Ghi, forse spinto, non c'è fallo, però la Sandro Abate adesso gioca anche con la confusione, gioca anche con diciamo la frenesia di far gol. Purtroppo però questa sera la porta stregata, i 1000 del Mauro non sono serviti a spingere i lupi verso la vittoria che avrebbe significato un posto nei playoff. Portiere di movimento al 10° minuto per i lupi, Arillo le prova tutte, Basile con Perrotta, con Comella, Avellino, Oselito dentro Sian, fuori Ghi, ancora Oselito, adesso o la va o la spacca, Osian, Avellino, Ugherani, Osian va ad Arillo, ancora Avellino, palla Oselito, rischia l'autorete qui, Oselito la deve buttare, però Avellino, tanto in porta ci torna Parisi. Sì, la rimessa è per la L84.
Palla dentro, ancora respinge la difesa irpina. Palla dentro, adesso sul velluto anche Coco Wellington prova la gioia personale, però non ci riesce. Palla dentro, ancora Coco Wellington, finezza alle stelle, fischi per lui. Dentro Oselito che stava combinando la frittata qualche istante fa. Osian, 10 minuti al termine della partita, le prova tutte la Sandro per cercare il gol della bandiera. Ancora Oselito, palla Osian, Osi, si va da Arillo, Osian, ancora Arillo, Avellino, palla dentro, ancora Osian, Oselito, Arillo, ancora Osè, troppo statica però la squadra irpina. Palla dentro, il tiro, il gol! Il gol! Osian, finalmente! Sale il grido Lupialé, sale il grido Lupialé, 4-1 adesso il match, sperando per i Lupi Irpini sia più bello, più colorato. Palla dentro, di nuovo Oselito in campo, adesso Avellino prova a scuotersi con i 1500 del Pala del Mauro. Osian ha trovato il gol, palla ancora da Avellino, Osian, Oselito, ancora Avellino, palla per Arillo, palla dentro, ancora per Arillo, adesso o la va o la spacca perché 4-1 in caso di quinto gol degli ospiti possono scorrere i titoli di coda. Osian carica il sinistro, calcio d'angolo, prova adesso a chiudere nella metà campo la squadra di Pina, l'84, c'è calcio d'angolo forse. Palla dentro, ancora Avellino, 8 minuti e 34, Oselito, ancora Avellino, palla Osè, Ugherani, ancora Avellino, stop così così, però può rimetterla in gioco il capitano Lucio. Oselito, Osian che ha segnato il gol del 4-1, palla a Ugherani, Ugherani, Osian, Osi, Ugherani, palla ad Avellino, Avellino, Arillo, tutto chiuso, bravo Cuzzolino, non si passa, ancora Arillo, palla Ugherani, palla Osi, la puntata, prova adesso la Sandro Abate, certo c'è un giallo per Parisi perché tutte e 5 i calcettiste della Sandro Abate sono a ridosso della linea del suo campo. È stato giallo di Zanfino di Agropoli per la Sandro. Palla dentro, palla dentro, si gioca, palla Avellino, ancora Oselito, palla ancora ad Osian, ancora Osi, dai e vai con Avellino, Osian il sinistro, gol!
gol! Ugherani! Si carica il Del Mauro, in abbolcia adesso il Palasport. 4-2, 8 minuti da giocare. Entra De Luccio, fuori Ugherani, si carica il Del Mauro. Adesso i fischi di paura. Ancora il portiere del movimento. Avellino, palla Osian. Siamo sempre lì, Olava la spacca. Ancora Oselito. Palla Osian. Aveva trovato il varco giusto Osian, palla sul fondo. Mancano 7 minuti e 26, 4-2. Sperando che la partita sia un po' più aperta adesso per i Lupi Irpini. Torna Parisi in porta. Peccato perché Osian ha trovato un varco incredibile. Palla dentro Parisi, però perde tutto, perde palla Parisi. Rischia qui la Sandro. Ci va di lusso. Palla dentro, cercare lo scatto di Galletto. Siamo sul fondo. Non è calcio d'angolo. Agli 84 adesso. Osian, palla Arillo, la palla resta lì, ma qui c'è il rigore. Incredibile. Cuzzolino, Parisi. Palla ancora Di Luccio. Palla dentro. Ghi. Arillo. Palla Ghi. Perde troppo tempo qui la Sandro. Galletto. Arillo, c'è fallo qui, c'è fallo. 6-18. Palla Oselito, Avellino, perde palla però la Sandro. Occhio qui all'84. Parisi torna in campo per salvare la squadra, si fa anche male. Sei e 0-4 da giocare. Se quel tiro di Osian fosse stato nello specchio. C'è Cuzzolino, la botta. Adesso di nuovo Oselito, portiere del movimento. Palla per Cuzzolino, di bravo per Pasculli, che ha capitolato 2 volte in questa ripresa. Palla ancora a Cuzzolino.
Avellino, Parisi intanto però si fa male, e si fa male il ginocchio Parisi. Questa è brutta, questa è brutta per quella parata, colpo di Reni. Questo è un colpo che non ci voleva. Lo rivediamo al replay, il colpo di Reni. Una grande parata. Mani nei capelli per Parisi. Adesso però giocherà col portiere in movimento a 5:43 da giocare. Gli applausi per Parisi. Speriamo anche che per lui non sia nulla di grave, perché questa sarebbe un'assenza pesantissima. In questo rush finale di campionato serve Parisi come il pane. Tanto si scalda anche Vitiello. Sandro Abate già in gioco. Oselito, palla a Osian, autore dell'1-2, ancora Oselito, palla ad Avellino, Osian, Pasculli in angolo. Ancora palla ad Osian che quando vuole sa tornare ai livelli del girone di andata. Palla ancora a Oselito, palla a Osian, Avellino, Ugherani, Osian, palla Avellino, la palla resta lì, Ghi! Questa è l'altra chance sprecata, peccato. Palla dentro, ancora Avellino, Arillo, Osian, Galletto, incredibile. Mamma quante chance però sta costruendo Avellino, non riesce però a trovare il terzo gol che infiammerebbe una partita persa. E dentro chi? Angolo, portiere di movimento, palla Oselito, Osian, Avellino, ancora Ghi, Osian, sterzata, poi Avellino, Oselito, Ugherani, Avellino, ancora Ghi, Lucio, Oselito, perde la sfera, Avellino, Ugherani, ha provato Rescia, tanto da centrocampo, però Parisi per Vitiello era tornato in campo, Oselito,
Adesso è un forcing, ragazzi, un forcing. Alessandro Abate, 3,57 da giocare. Osian qui non può rischiare. Avellino, ancora Osian. Oselito. Ugherani, palla dentro Ghi. Si divora il 4-3 Ghi. Si divora il 4-3 Ghi, incredibile. A 3,34 alla fine. Osian. Oselito. Ancora Osian. Pasculli, che parata. Che parata. È un assedio adesso della Sandro Abate. Avellino, palla Osian. Ghi. Osian. Ancora Ghi. Palla dentro. Gol! Gol! Ugherani! 3-4! Quattro a 3, adesso tutti da vivere d'un fiato, 3 minuti e 08, doppietta per Ugherani, sale Lupi, fischi di paura. Adesso per l'84, però una grande giocata qui, Vitiello. Avellino. Arillo. No! Brivido! Fuori di un soffio. Pasculli. Galletto. Ancora Avellino. Ugherani. Incredibile, che chance. Sale Lupi Ale. Incredibile. Palla Ugherani. Palla Osian. Oselito. Palla Ugherani. Ancora Arillo. La palla resta lì. Calcio d'angolo. 2 minuti e 10. Siamo agli sgoccioli quasi della partita. Palla Avellino. Ancora Oselito. Un gol separano le sue squadre, incredibile. Osian, la palla resta lì. L'incredibile, il miracolo di Pasculli. Incredibile. Incredibile. Avellino E. Sale il grido. Avellino. Ma qui Arillo però ha sprecato una chance che lui non spreca. Ancora Oselito. Osian, ancora Arillo. Palla da Avellino. Ugherani. Ancora Avellino. Osian perde palla. 1,30 adesso. Cuzzolino. È l'84 che gestisce adesso molto bene. I fischi del Mauro. Ancora Cuzzolino che perde palla. Però adesso già sta gestendo l'84. Sandro Abate e l'84. Sandro Abate 3 e l'84 4. 1 minuto ormai alla fine della partita. Ultime speranze per i Lupi. A testa altissima però questa sconfitta che sta maturando, perché la squadra ha creato tantissimo. È stata sfortunata questa sera la Sandro Abate. Palla ancora Osian. I bambini cantano Lupi. Oselito perde palla. Ancora Arillo. Osian.
Osian, Cuzzolino ci mette il corpo, Arillo salva la Sandro Abate, 50 secondi alla fine, ancora Avellino, Osian, palla Oselito, Ugherani, ancora Avellino, palla per Osian, Cuzzolino salva tutto e la chiude, Cuzzolino la chiude, 5-3, 5-3, che peccato. Bel gol di Cuzzolino con il destro, peccato perché la Sandro Abate non meritava poi altro gol, però Cuzzolino la chiude. Adesso per le statistiche 35 secondi alla fine, Avellino, Arillo ha avuto 2 chance per aprirla, Osian, la palla resta lì, ancora Pasculli, incredibile, poteva fare un altro gol adesso la Sandro, però 5-3, i giochi sono quasi fatti. Adesso si va avanti Ugherani, 20 secondi, Ugherani, doppietta per lui, palla Avellino, palla ormai sprecata, si va verso la fine della partita, quindi Sandro Abate 3 e l'84 5, una bellissima Sandro Abate, ha coinvolto tutto il pubblico al Del Mauro, è mancata un po' la fortuna stasera ai Lupi, veramente 5 pali, 2 palle sprecate, Osian, Arillo, finisce qui, Sandro Abate 3 e l'84 5, però gli applausi del Pala del Mauro sono la scena forse più bella, e l'abbraccio in mezzo al campo tra i giocatori capitani. Peccato perché la squadra ha dato tutto e nel momento di massimo sforzo purtroppo però ha pagato dazio. E l'L84 fa sua la partita. E da Alfonso Marrazzo è tutto a Futsal TV Sky Sport. Sandro Abate 3, L84 5. A tra poco per le interviste. Mister Paniccia, grande successo a Palla del Mauro dell'L84 5-3, partita bellissima, ricca di emozioni dal primo minuto di gioco, sono stati 40 minuti intensi, alla fine l'L84 blinda il terzo posto su un campo difficilissimo, ma ha avuto paura sul 3-4? Sì, perché la grande qualità dell'Avellino sia nell'organizzazione che nei 5 effettivi che stavano facendo il portiere di movimento, in 10 minuti di portiere di movimento è matematico concedere qualche cosa, anche per una buona difesa come la nostra che ha preso pochissimi gol nel corso dell'anno sul portiere di movimento. Però bravi ragazzi che hanno comunque lottato fino alla fine, e poi abbiamo trovato il gol che ci ha dato la sicurezza dell'ultimo minuto. Credo che per quello che abbiamo espresso, soprattutto il primo tempo, per come siamo stati cinici, credo che sia una vittoria meritata. Adesso testa alla post season L84 che insieme a Olympus Roma e Napoli a questo punto si candida per un finale di stagione importante. Al post season ancora presto, perché sicuramente sì, dico, ci sarà da lottare per il posizionamento che è importante, esatto. Mi permettevo di dirti questo, e ovviamente noi siamo sempre tra le prime 4, quindi speriamo di fare un playoff importante, speriamo di fare un playoff da protagonisti. Però la squadra è importante, Cuzzolino, Diaz, Raguso, giocatori davvero, Rescia che ha fatto la differenza nel primo tempo, Fortini che ha fatto un grande assist in coast to coast, ci sono i presupposti, e poi un grande Pasculli. Un Pasculli gigante, è una squadra forte con dei ragazzi forti sia tecnicamente che soprattutto negli ultimi 10 minuti mentalmente. Grazie mille. Mancato il cuore a questa Sandro Abate, tanta sfortuna, 5 pali, grande Pasculli, è mancato solo il risultato. Sì, purtroppo non è bastato lo sforzo. La realtà è che il primo tempo abbiamo concesso qualcosa in più che a queste squadre di questo livello non si può concedere, e purtroppo quando vai in svantaggio così grande abbiamo avuto qualche palla da pareggiare la partita, ma vuol dire che abbiamo avuto un coraggio enorme e tanta voglia, ma non è facile, purtroppo è andata così, bisogna migliorare gli errori per arrivare fino in fondo il più alto possibile. 2 chance sprecate da Arillo sul 3-4, quella di Osian con la porta spalancata, i 5 legni, davvero la Sandro Abate meritava qualcosa in più stasera, però esce a testa altissima contro una super squadra dell'84, questo vuol dire che fino alla fine i Lupi possono credere in un piazzamento playoff. Sì, assolutamente, noi cercheremo di piazzarci
il più alto possibile e una volta che ci arriveremo poi vedremo, prima ci dobbiamo arrivare matematicamente, oggi siamo vicini, ci manca qualche punto, ma era importante oggi magari raggiungere, cercare di metterci fra le più alte, purtroppo oggi non è potuto e credo che arrivare fra le prime 4 oggi è impossibile, quindi dobbiamo piazzarci prima qualificarci e poi piazzarci il meglio possibile. Peccato perché il colpo a Genzano poteva essere vistato oggi davanti a 1500 spettatori, bellissimo il colpo d'occhio, così non si vedeva da parecchio tempo, prima Cosenza poi Sala Consilino. Sì, no, prima bisogna ringraziare il tifo che c'è stato, che sempre ci hanno spinto anche le altre partite, questa partita molto di più, sicuramente si è sentito il sesso uomo in campo nella ripresa che abbiamo fatto, quello sforzo in più, e speriamo magari l'ultima partita che ci sia questo palcoscenico, perché per noi è importante, e poi regalarci una partita di playoff con un pubblico così o ancora meglio è quello che ci auguriamo tutti, e portare in più in alto possibile il nome di questa città.